Asus continua la linea dei prodotti Zen, presentando lo Zenfone Selfie, lo Zenpad 8 e Zen I/O. Manca l'atteso ZenWatch 2 che presto verrà ufficialmente presentato. Lo Zen I/O è un all-in-one compatto in alluminio con un processore Intel i7, 32 GB di RAM e scheda grafica Nvidia. Si potrà sbloccare tramite scan della retina. Lo Zenfone Selfie invece ha uno schermo da 5 pollici e mezzo e le due fotocamere anteriore e posteriore, entrambe con 13 megapixel. Sarà possibile ritoccare il make-up direttamente dal telefono e tracciare una S sullo schermo per attivare la modalità selfie. Lo Zenpad 8 invece è un tablet leggerissimo con un processore Intel Atom da 64 bit e 4 GB di RAM. Cambiando la scocca posteriore si possono ottenere 14 ore in più di batteria e 6 casse con effetto surround. Novità per Microsoft. Windows 10 fuori il 29 luglio. È possibile installarlo grazie ad un'apposita finestra sui desktop di Windows 7 ed 8. Al Computex 2015, inoltre, l'azienda ha presentato il Quanta Compute Plug, un PC contenuto all'interno di una presa da collegare alla TV tramite HDMI e USB 3.0. Altra novità è il Foxconn Kangaroo, un piccolo PC con una batteria da 6 ore ed un processore Intel Cherry Trail. Anche questo trasforma la TV in un PC con Windows 10 ma con requisiti un po' più potenti del precedente. Acer invece ha presentato il Predator 8, tablet da 8 pollici dedicato al gaming e pronto a fare concorrenza all'Nvidia Shield, processore Intel Atom Cherry Trail X7 di ultima generazione con acceleratore grafico Intel HD. 4 speaker posizionati agli angoli aumenteranno l'effetto surround. Per quanto riguarda RAM, prezzo e data di uscita, però ancora non si hanno informazioni. Dopo 7 anni torna Fallout, arrivato al quarto episodio ufficiale dopo una scia di acclamati successi. Il gioco di ruolo in open world sarà ambientato in una Boston post-apocalittica ed uscirà per PC, PlayStation 4 e Xbox One. In attesa di vederlo live all'E3, la casa di sviluppo Bethesda ha diffuso un trailer.